Buongiorno a tutti, sono Marta Artico di Mestre Mia e iniziamo con oggi una serie di interviste che poi si faranno sempre più ravvicinate mano a mano che procede il mese di settembre con dei personaggi mestrini che ci racconteranno un po' come si è evoluta la città in questi anni, nel bene e nel male. In questo caso siamo con Luciano Fricchetti Trevisan. Buongiorno. Buongiorno a lei. Allora intanto, come mai Fricchetti? Partiamo subito. Volevo partire dal mestrino io, andare più a caldo, comunque rispondo alla domanda. Fricchetti era un termine adolescenziale che usava un mio amico molto divertente, andava a fare cose strane così, e lui ci lasciava sempre in questo mistero. In realtà faceva delle cose pessime, assolutamente pessime e disdicevoli in realtà, e per cui così mi è stato a cuore questo termine, questo doppio gioco del termine mi piaceva molto e non voleva dire nulla, non aveva niente a che fare, era l'epoca per cui tutti lo interpretavano come fricchettone da frick con CK, esatto. Io l'ho scritto con 2C perché io non ero assolutamente un hippie, come non lo so, cioè come dire, non avevo niente a che fare con quella rappresentazione di quella cosa lì. Però se l'è portato dietro fino ad oggi. Sì, l'ho usato inizialmente per produrre delle cose, dei volantini di distribuzione di materiale discografico, cose così, e poi in qualche modo mi si è appiccicato addosso, diciamo così. Luciano Fricchetti Trevisan, produttore musicale e comunque nato a Venezia ed esportato, diciamo, a Mestre. Mestrinità, cosa significa? Appunto, è sul fatto di essere mestrino che non mi piace. Io abito a Chirignago, nemmeno a Mestre, se vogliamo essere tranquilli, passato per Carpenedo e per Marghera, per cui di Mestre ne so abbastanza, però mi ritengo sempre veneziano, ma non di isola. Cioè, nel senso che sono un veneziano, punto. Poi abito a Chirignago, questo è quello che dico quando io vado in giro per il mondo. Non dico sono un mestrino. Uno, perché non mi sento mestrino, perché non conosco la storia, perché non ho vissuto quelli che sono gli anni dell'educazione del territorio a Mestre, ma l'ho vissuto a Venezia. E sono poco marino pur essendo veneziano, perché nel 59 mio padre sono nato, ho preso una macchina ed eravamo sempre in montagna. Io al mare non ho confidenza, ma mi sento veneziano, non mestrino. A proposito di Mestre, parlando fuori intervista mi diceva che è un po' deluso, diciamo, da Mestre. Ma sì, ho fatto più personale, diciamo così, che da Mestre, da Venezia, da Mestre, dalla città, dal mio comune, insomma, da dove vado a fare la spesa al supermercato, insomma, ecco, non so come dire. E da professionista, ovviamente, nel senso che negli anni 80, negli anni 90 ho fatto molte cose per il pubblico, diciamo così, nello spettacolo, appunto in Veneto, poi ho fatto lavori in tutta Italia e anche all'estero, sempre di spettacolo, però stiamo concentrandoci sulle cose che ci riguardano e queste sono anche quelle che ci tengo, e posso anche dire che ho fatto le cose più importanti le ho fatte proprio a Mestre. Qualcuno e ne vado fiero, nel senso, non è che dico perché, no, anzi, era il momento del forte, la parte più importante di Alfresco, la manifestazione che per 10 anni, insomma, così ha tenuto banco, diciamo, volente o nolente. Chi è che non lo ricorda? Nelle cronache cittadine. Ormai sta sparendo questo ricordo, lo percepisco con qualche incontro, così si chiacchiera, non c'è, cioè le generazioni passano, l'ultima edizione è stata del 99, per cui insomma. Però è stata una delle prime manifestazioni, insomma, che si facevano. Sì, dal mio modo di vedere è stata tra le cose più importanti che la città in senso culturale e amministrativo abbia fatto in 20 anni. E lo dico, ne approfitto magari per dirlo, perché il progetto era semplice ed era geniale, e ci sono delle persone all'interno dell'amministrazione che hanno avuto la genialità di accompagnare il progetto, che con pochissime risorse movimentavamo tantissimo. Perciò cosa succedeva? Che con 100 milioni mi ha fatto sì la prima manifestazione gratis, poco pubblico, ma artisti già di calibro anche nazionale, Banda Osiris, Giovanna Marini, al Parco del Piraghetto. E poi questa cosa scopriva l'estate, dava soddisfazione a chi rimaneva in città, eccetera, eccetera, e la crescita è stata determinata dalla nostra attività imprenditoriale. I 100 milioni sono diventati 60 milioni.
nell'ultima edizione, ma la manifestazione non costava più 100 milioni come il primo anno, ma ne costava bensì 800 di milioni. E quel carico imprenditoriale era tutto nostro. Cresciuti, ragazzini, imprenditori, senza saperlo, senza volerlo, per necessità, per piacere, per pazzia, non lo so. Questo è successo in questo contesto come in tanti altri di cose che ho fatto io. Qual era il punto di forza del fresco? Tra virgolette, siamo stati fortunati. Io dico sempre che la fortuna gioca un ruolo importantissimo nella propria vita, perché tu puoi fare la cosa più bella che vuoi, ma se non c'è quel qualcosa in più, la cosa può andare a rotoli o non darti quella soddisfazione, per cui la fortuna conta. Sono stato fortunato, ho vissuto nei 5-6 anni prima la mia palestra nazionale e internazionale così all'avventura con l'Arci Kids, gruppi stranieri portati in Italia, festival a Barcellona, ne ho fatte molte, e questa esperienza mi ha messo mai preso una lira nella mia vita in quegli anni, eccetera. Studiavo sulla strada lo spettacolo e il mondo della musica, e così sono venute fuori tante cose, tra cui anche pittura fresca, devo dire, alla fine. Di cui parleremo sicuramente. E comunque con quell'esperienza io mi sono ritrovato assieme alle persone in Italia, giovani, che avevano delle idee nuove e hanno, come dire, messo insieme questi interessi, questi nostri interessi, questi ingredienti, il punk, le cose, cioè quello che in quel momento i giovani facevano, per metterli assieme. Le espressioni multimediali di tutti i tipi, e così rappresentavamo quasi noi stessi, non lo so come dire in qualche modo. Quanta gente veniva ogni sera? Beh, siamo partiti dalle 100 persone alle 10.000, insomma non è questo, lo facevamo ogni estate negli ultimi anni, non so, 200.000, 300.000, non lo ricordo con esattezza, ricordo meglio i parametri di quelli del rapporto politico-amministrazione, e invece un po' la manifestazione è sempre stata passata un po' per chi il sottoscritto ne approfittava e o aveva i legami politici per cui poteva fare le cose che gli altri non riuscivano a fare. E questo a me non è mai piaciuto. E perciò non ho più fatto nulla. Oggi al Forte comunque si sta cercando di rilanciare qualche iniziativa, però non ha la stessa verve, penso. Anche lì la fortuna o la sfortuna in questo caso mi hanno visto protagonista del Forte quando tutti lo volevano e nessuno poteva averlo. È vero. E lì forse è stata la mia inconsapevole colpa di aver fatto un progetto talmente ambizioso che è riuscito a convincere i partner, perfino l'esercito, non io, l'amministrazione, dai quali abbiamo avuto i complimenti per la presa d'atto. Ma avevamo l'esercito noi facendo i ragazzini coi birette a controllarci, tra virgolette. Certo. E abbiamo fatto le cose da ragazzi, con la musica, col casino, con le giostre, eccetera, nell'ordine massimo che si possa immaginare in uno spazio militare. Comunque in tantissimi lo ricordano ancora, te lo che hanno avuto questo. E poi è passato al comune, perciò è cambiato completamente tutto. È cambiato tutto. E lì lascio agli altri i commenti, perché vivi e lascia vivere mi hanno insegnato. Ma porta un posto meraviglioso e deve per forza essere pubblico. Non era giusta la mia, tra virgolette, se vogliamo, supremazia in quei 3 mesi, nel senso che poi rimaneva chiuso, non c'era niente, non è che era una supremazia, era gli scout, arrivavamo, monta le tende, dormi, mangia, bevi, divertiti, chiudi le tende, torna a casa. È molto diverso. Costruire muri senza averne il diritto. Ma i pittura fresca sono venuti al fresco? Certo. Che fa anche rima? Assolutamente. In un anno, in un'edizione sono stati anche gli sponsor, diciamo. Ed è l'anno in cui poi hanno fatto il concerto, l'operazione con Raul Casadei, e per cui le registrazioni dal vivo, ed è uscito poi il doppio disco dal vivo, Olive, tratto da quelle registrazioni. Quello che abbiamo tutti cantato e basta. Sì, ho cominciato così anch'io, li ho conosciuti anch'io. Ma così. Visto che li hai citati, è uno sicuramente dei tuoi ricordi più belli, o comunque delle esperienze che hanno in qualche modo inciso nella tua vita Ci lavorativa? mancherebbe, assolutamente, è sicuramente un'esperienza che augurerei a chiunque, è più unica che rara, e sono felice che sia successa, sia per come è nata. Sono un po' meno contento di come è finita, ma così le famiglie si organizzano per gli anni più maturi come vogliono. E niente, è stata un'esperienza bellissima, dal nulla, anzi dal rifiuto
dal rifiuto, proprio all'inizio c'era un rifiuto di questi ragazzi perché si ubriacavano, perché nei locali non erano incontrollabili, non c'erano orari, per cui di fatto i Pittura Fresca all'inizio non hanno mai suonato su nessun locale, sempre di straforo, sui centri sociali di allora che erano tutt'altra cosa. E proprio questa cosa mi ha messo a contrasto con Scardi proprio, in primis perché io allora facevo una rassegna di musica africana al Teatro Toniolo, era a metà degli anni '80, anche lì siamo stati precursori, assieme a Bologna, Torino e un'altra città che non ricordo, eravamo le città della musica africana in Italia. E non avevamo gli africani, non c'era un nero in platea neanche a morire. Tutti quanti. Però abbiamo fatto un'apertura con un mano di bango tutto esaurito, 200 persone fuori dal Teatro Toniolo, abbiamo fatto gli artisti di alto calibro di tutto il mondo, Chef Khaled, anche gli altri mondi, di reggae, insomma, in quegli anni facevo questa rassegna e avevo anche allora il pallino, sempre un artista importante, di accompagnare una nuova proposta. Per cui ad ogni artista importante accompagnavo un musicista o un gruppo del luogo messo apripista. Esatto, a teatro però, che non si usa fare, diciamo così, si usa più nei live. Nuova, diciamo. Così cioè, per me era importante attraverso di qualcosa che anche comunque non era conosciuto, era una cosa comunque molto di tendenza, molto comunque come novità, non era una cosa pop, insomma. E attraverso quello far emergere le cose che ci sono, le cose che mi piacevano, diciamo anche poi. Le cose che mi piacciono, ho sempre scelto le cose che mi piacciono, insomma, mi sono piaciute. E non volevo far suonare i Pittura Fresca perché erano ingestibili e invece feci suonare i Puff Bong, il gruppo che poi si è sciolto, sempre reggae di Venezia, che è confluito in parte nei Pittura Fresca successivamente, ma che però erano più organizzati e più gestibili, oltre che interessanti musicalmente. E così con questo contrasto nacque il mio rapporto con Scardi, di lì a venire la mia follia di dirgli: ragazzi, venite, vi fidate? No. Mi lasciate fare? Sì. E io ho fatto, e un po' alla volta abbiamo fatto la cassetta, Ossigero, il concerto Antoniolo, altra rottura. Cioè Sanremo. E quello è venuto dopo, certo, nel 97, con Sanremo. Certo. È la tua unica presenza a Sanremo? O poi... Sì. Quindi comunque insomma una soddisfazione. Ma assolutamente, era Papa Nero. Una gioia irreversibile. Anche perché era una canzone un po' dirompente per Sanremo. Sì, ma l'atmosfera, il privilegio di vivere quell'atmosfera di un gruppo con quelle caratteristiche che entra nell'accademia e come sempre, rompono le righe, per cui alle prove l'orchestra che si mette a suonare alzandosi in piedi, cose che diciamo succedono, non è che siamo stati gli unici, immagino, non lo so, però non sono cose normali, ecco, diciamo così, o comunque quel rapporto perché così, o comunque la città in giro col carreghettone, a presenza, far ballare tutti sui tavoli al ristorante, capito, con la musica reggae che non sapevano neanche che cosa era. E queste sono belle soddisfazioni. Comunque io sono di un'altra generazione, ma ricordo che da piccola andavo a scuola e vedevo questo personaggio con le cuffie gialle all'istituto d'arte attaccato al vetro che stava lì e non capivo che cuffioni aveva, insomma era già famoso. Perché poi il detto importante era, quando Scardi fa tuttora il bidello, quando Scardi faceva il bidello al conservatorio, il detto della scuola era: chi è che vende più dischi di tutti al conservatorio? Il bidello. E lì se la ridevano tra studenti e insegnanti. Erano bei tempi, insomma, no? Erano bei tempi. Non so se adesso un bidello alla Scardi, ma insomma magari sei un po' più... Ma lui è sempre uguale. Sempre uguale. Anche questo è bello, insomma, no? Sì. Ma è la sua forza. Ma adesso, allora, però c'è anche questa domanda. Adesso tu fai il produttore attualmente, non lavori più tanto nel territorio, fai il produttore di musica digitale. Sì. Mi spieghi un po'? Più che produttore, allora, sì. Diciamo mi occupo di distribuzione digitale, perciò faccio il distributore, in termini moderni si dice aggregatore, però non importa, distributore, quello che ha cassette e le manda ognuno nella sua bottega, appunto, di frutta. Ecco, questo per farlo capire. Il distributore, tac, ho una cassetta, ne do un chilo a testa. Ma oggi la distribuzione avviene in via... Tutto digitale, perciò la musica si è ovviamente digitalizzata di conseguenza, il CD sta sparendo, sta tornando il vinile. E la dimensione del digitale, che già è cambiata da quando è nata 10-15 anni fa, è un pezzo importante del business, dell'industria della musica, appunto.
E io ho sempre lavorato con etichette indipendenti, per cui avevo iniziato distribuzione fisica ancora negli anni 80, poi ho smesso. E nell'inizio degli anni 2000 abbiamo iniziato a recuperare tutta una serie di etichette, di fare delle proposte e vendere questi materiali su allora Vitaminix, gli iTunes non c'erano ancora, abbiamo dovuto aspettare il 2005, e poi dopo da lì in poi Amazon, Spotify, Deezer, Napster, tutti, cioè siamo globali nel vero senso della parola, anche perché o così o non ci sei, non è che ci sono alternative, non è che siamo particolarmente bravi ad esserci globali, è che o sei così o non fai questo tipo di mestiere, non lo puoi fare. Ma nei negozi di musica ci vai ancora? Sì, io sì. Compro volentieri qualche disco ogni tanto, e però poi anche a me sta un po' affascinando lo streaming per la comodità, per il fatto della quantità di scelte. In qualsiasi momento posso andare a verificare quella cosa se me la ricordavo o se la voglio scoprire. È una cosa immediata, eccetera, che è utile anche con YouTube, eccetera. Poi adesso non vorrei tediarvi sui problemi del mondo economico che sta attorno a questa cosa per una piccola azienda nel confronto delle multinazionali che sono miei concorrenti, perché colleghi, diciamo, miei in Italia se saranno, non come persone ma come entità, una decina, non molti di più, una ventina. Però è difficile, perché nel mondo globalizzato contano, difatti la presenza più importante sono di diciamo, aziende indipendenti ma straniere in Italia, che distribuiscono il repertorio italiano. E per cui in questo contesto io ho un catalogo comunque di 100.000 brani, lo distribuiamo in tutto il mondo, è in continua crescita. Una piccola parte di mia produzione, ma proprio piccola, qualche disco ogni tanto, mi dedico dopo Pittura Fresca alle produzioni di dischi di Scardi, cosa che io dei dischi di pittura non mi sono mai dedicato dal punto di vista della produzione, cioè dell'imprenditore, mi sono sempre occupato dal punto di vista del management, come loro agente, diciamo, come loro rappresentante. E poi altri gruppi ogni tanto, così ci sono delle novità interessanti. Col poco tempo che ho sto attento, se posso le colgo, ci do una mano. Mi piacciono molto i Divas Barabba adesso, che sono di qui, che sono una formazione, ma ci allungheremo poi su altri, non vorrei far torto a qualcun altro, diventa sempre difficile, ma ce ne sono di realtà sempre interessanti. Io ho meno tempo e meno attenzione, diciamo così, ma ci sono, e perché appunto sono purtroppo, diciamo, da un certo punto di vista costretto a pormi dei problemi che sono un po' più di larga scala, tutto qui. Certo. Ma ascolta, cosa ti ricordano queste magliette sparse qui di tutti i colori? Cioè, mi ricordano la parte, diciamo, easy, leggera, diciamo così, dei periodi di Pittura Fresca, insomma, così, dal loro simbolo alle manie di tutti i colori, anche in versione internazionale europea, o dalle convinzioni, meglio, mania non è un bel termine. Qualche slogan di Pittura Fresca. Oppure con qualcuna delle follie genialate, chiamatele come volete, di Scardi, insomma, perché la farina dei testi è il 99% del sacco di Scardi. Una curiosità così che mi viene, visto che comunque tu hai lanciato delle cose bellissime negli anni addietro, no? Insomma, non è che il genio si perde, ed è vero che forse ti è venuto naturale, ma adesso, secondo te, di cosa avrebbe bisogno la città? Quale potrebbe essere un'idea nuova, prorompente? Premetto che non è facile, cioè, nel senso che non è che chiunque abbia fatto anche delle cose importanti, che ancora fanno, propongono delle cose, non vada bene, o non siano ben fatte, o non siano interessanti. Io non dico questo, e non ho l'idea geniale, non l'avevo neanche allora, sono venute le cose, per questo mi ritengo più fortunato che altro. Certo, è un problema anche lì di impostazione. Prendiamo una cosa un po' diversa, il carnevale, e qui Mestre c'entra moltissimo. Io sono stato socio del Consorzio del Carnevale per 7 anni, socio attivo, per cui ho fatto dalle produzioni al complessive dell'organizzazione tutto il carnevale, intendiamo, terraferma. Che anni? Erano gli anni 90. Carnevali di quelli che si ricordano.
Sì, ed eravamo ancora già in discesa rispetto a quelli precedenti, perché poi è così. Poi dipende cosa uno ricorda, cosa uno gli piace ricordare, cosa uno gli interessa, per cui anche lì ci sarebbero tante cose da dire, ma non è importante. Sul carnevale, appunto, che ho preso a pretesto come manifestazione, è un problema di cosa si vuole ottenere facendo delle manifestazioni, di politica, è l'obiettivo. Il carnevale ha cambiato obiettivo e per cui ha cambiato volto, oppure è riuscito a raggiungere quello che avrebbe sempre voluto ma non era mai riuscito prima, perché mi spiego, in termini più commerciali, nel senso si fa quello che si può, l'economia in un certo modo, cioè se dovessi prendere pezzo per pezzo la gestione del carnevale è costruita per essere un'azienda notevole che fa ma non fa niente in termini culturali per la città. Una piccola tranche c'era sempre stata, o di robe, i ragazzi che si sfogano con i loro concerti, i loro gruppi e via in campo, eccetera, o con le cose, cioè io ho fatto un al caldo io un anno alla Marittima, anche lì il primo anno che veniva usata la Marittima, la seconda volta che veniva usata, la prima l'aveva fatto De Michelis 10 o 15 anni prima, che veniva usata la Marittima, che era anche lì con la finanza e tutto quanto, eccetera. Allora sì, non era territorio cittadino, abbiamo fatto una manifestazione che aveva una media di 2000 persone a sera tutto il carnevale, però avevamo anche artisti internazionali, dentro c'erano dei negozietti, c'erano le postazioni internet che allora erano ancora un po' una novità, diciamo così, esatto, per cui avevamo questa roba qui, eccetera, eccetera, tante altre cose che poi non ricordo. E non era un palco dei concerti a biretta e via, cosa che poi dopo in seguito si è sempre trovato. Perché? Perché c'era un investimento importante, perché ci si credeva, perché avevamo il WOMA da Venezia, un festival di world music internazionale organizzato dal nostro consorzio, con Peter Gabriel in Piazza San Marco, con i Pittura Fresca a fare il doppio evento al Teatro Goldoni in Piazza San Marco, divisi in due, suonare in contemporanea col collegamento della Telecom. Era la seconda volta che lo faceva dopo averlo fatto con Lucio Dalla, non mi ricordo dove, credo a Bologna, per pubblicizzare la connessione dove Telecom su Venezia è sempre stata, come dire, tra virgolette avanti, non lo so, comunque sempre il Future Center, eccetera, sempre attiva come luogo, e appunto via via sono cadute queste istanze, non ci sono più alla fine. Poi uno va al carnevale, si diverte ugualmente e poi dipende, certe cose non ci sono più, manca sono una nota di venezianità. E soprattutto, esattamente, senti sempre più dire che io in quei giorni vado a fare le ferie a Natale, fare la settimana bianca. Perché, certo. Perché io dico, sbagli secondo me, perché comunque alla fine io però ci vado sempre, fa un giro, due, lo però faccio scusa, sempre. Ti interrompo, perché hai detto qui c'è e qui Mestre c'entra molto? C'entra molto, giusto, perché mi ero perso, scusami. Ma io non mi ricordavo. C'entra molto perché Mestre ha sempre, allora ci sono state ovviamente in tanti anni tante versioni diverse, ma diciamo Mestre ha sempre sofferto del fatto, come su tantissime altre cose, non venivano dati sufficientemente fondi per fare delle cose. Questa cosa si è risolta praticamente quasi sempre nel rapporto tra l'organizzatore veneziano, chiamiamolo così, e le municipalità di ieri, i quartieri di allora, le associazioni e quanto, comunque sempre in termini un po' di contributo a pioggia, insomma queste cose un po' così, senza mai evidenziare e voler fare qualcosa. Io ho sempre pensato che a Mestre sarebbe, cosa faresti? Ecco, fare una cosa che non ho mai fatto, è importante, è più grossa che a Venezia, punto, e lì non ce n'è, non ce n'è per nessuno. Perché la gente va, diciamo così, scopre Bilbao da quando c'è il Guggenheim, ho capito io, perché sennò Bilbao 20 anni fa, o quant'è, non ci andava nessuno, adesso è la stella del mondo perché c'è il Guggenheim tra i più belli del mondo. Certo. È così. Avremo la M9. No, Mestre, facciamo una cosa da paura e non la torre lì, non lo so, le follie che non hanno costruito. Il museo però lo stanno facendo. Per l'amor del cielo, io sto dicendo qualcosa di diverso. Allora intanto grazie mille a Fricchetti. Annunciamo una pausa per bere un bicchiere d'acqua e a breve continueremo. Buongiorno a tutti, sono Marta Artico di Mestre Mia e torniamo dopo la pausa con Luciano Fricchetti Trevisan che prima di lasciarci si stava
quasi agitando, perché ci stava, a proposito di carnevale, dicendo: io farei qualche cosa di grande per Mestre. Sì, diciamo che detta così sono due cose messe assieme. Per quanto riguarda il carnevale è importante, come dicevo ci sono stati miliardi di rapporti diversi tra il carnevale di Venezia e quello della terraferma, però appunto l'atteggiamento non è mai stato quello, ovvero ogni tanto c'è stato quello di valorizzare anche la terraferma, però sempre in un tono diverso. È vero che i turisti preferiscono Venezia poi invece che la terraferma, però è vero che lì sono altre istanze, ma avevamo secondo noi trovato, e parlo al plurale non a caso, perché l'idea è venuta assieme a Roberto Cagnelli, un altro operatore della città da sempre nella danza, nel teatro, nella musica da strada e non solo, e che abbiamo lavorato tantissimo assieme, tantissimo nei carnevali assieme, e per noi l'idea giusta era il carnevale mariano, cioè il carnevale ambrosiano, scusate, cioè come a Milano, ovvero che a Mestre il carnevale non finisse il martedì grasso, ma finisse il weekend successivo. Per cui il clou del carnevale di Mestre sarebbe stato il weekend successivo. Questo avrebbe creato una settimana in più di tutto il carnevale, sostanzialmente, inglobando questo e non facendo a Venezia nulla per non avere concorrenza e per fare un qualcosa di più importante possibile. Lì a quel punto è meno importante lo stare internazionale piuttosto che le cose eclatanti, l'importante è l'attività vera di carnevale, di festa, di sfilate, di cose eccetera, coinvolgendo la gente, e però senza la concorrenza e lì ci si gioca l'idea, voglio dire, però noi ce l'avevamo e ce l'avevano accettata. E poi la rabbia. Ce l'avevano accettata, era l'edizione in cui Sandro Dal Pra stava un po' tirando le redini e per il comune c'era Agostini, mi pare, e venne addirittura programmata la conferenza stampa, venne messa nei comunicati stampa, ma il mattino della conferenza stampa ci fu uno stop, e il stop venne dalla chiesa qui di Mestre, non ricordo allora il nome del titolare, diciamo così. Titolare, l'arciprete. E che è così, allora per motivi politici, non so, polemica sui giornali, è scritto niente, perché non si può disturbare il periodo delle ceneri. Chi era l'arciprete a proposito? Quanti anni fa era? Non me lo ricordo, una ventina di anni fa. Forse Monsignor Centenaro. Non me lo ricordo. Comunque uscirono anche degli articoli, uno scambio e per cui è così. Poi abbiamo tentato qualche volta insomma di sollecitare su questa cosa, ma è un tema che in questa versione del carnevale degli ultimi anni al momento non ha molto senso. Hanno lavorato giustamente, anche secondo me molto bene, la prima settimana valorizzando molto Cannareggi eccetera, però parliamo di Venezia, se parliamo di Mestre nel nulla assoluto. Nel nulla assoluto. Poi hanno fatto delle belle cose su Mestre, hanno investito quest'anno su Mestre in particolare, sì, hanno investito negli ultimi 2 anni. Però secondo me non può arrivare a Mestre a avere una dignità diversa se non gli dai un qualcosa che è unico. È solo questo il punto del discorso, e per questo dicevo le cose importanti si mischiano in 2 discorsi. Il progetto cosa farei? Cercherei di fare una cosa che comunque Venezia non ha. Unica. Sì. Qualche idea? No, c'è solo gente che ha idea, voglia, tempo, soldi, non c'è un problema, non è la mia idea. Ma sicuramente se fosse la tua idea... Ci penserò. Se si aprono queste possibilità ci penserò. Lanciamo un appello, esatto, al comune per non c'è stata più musicalmente al Teatro Toniolo, è un teatro che funziona meravigliosamente, non c'è problema, ci sono delle stagioni fantastiche eccetera, ci sono anche della bella musica, ma tutto quello che è successo negli anni *80 non esiste più, non passa più nessuno che lasci il segno di un'epoca. Philip Glass, non lo so, cose che ha fatto Caligola, ha fatto delle cose meravigliose. E adesso riesce a programmare degli artisti sublimi dentro l'auditorium Candiani. È uno svilimento, un auditorio che fa schifo, una palestra. E questo è quello che non va. Cosa farei? Fa che bel artista, tanto per non avere nessuna idea. Cominciare a cambiare le carte in tavola, a proporre cose nuove, cambiare il pubblico, aggiornarlo, ampliarlo.
Anche perché il pubblico c'è se si fanno cose. Certo, nel frattempo ce lo rubano le altre città, non è questo il problema, la gente va ai musei, va alle manifestazioni, non lo so, fa tutto la gente, non è che sta a casa ad aspettare che qualcuno... È un po' il vizio dei mestrini di non andare a Venezia, che forse perdono delle occasioni, perché insomma vale la pena sempre comunque. Attraversare il ponte. Mia nipote non ci va mai, non è mai andata a Venezia. Cioè ci è andata per lavorare, eccetera, ma non la conosce, è andata in terraferma e niente, per lei Venezia non è il suo mondo. Ascolta, tornando a noi invece, come si svolge una giornata, tra virgolette, quotidiana tua? Oddio, ultimamente un po' in modo noioso, se devo essere sincero. Ma annoiaci pure. Ma fondamentalmente è lavoro di scrivania, di computer o di contatti telefonici, ma avendo lavoro in tutto il mondo sono soprattutto comunicazioni via email, no? Qualche Skype, eccetera. Le telefonate si usano molto poco. E poi sono gran elaborazione dati, gran così, per cui io personalmente poi io preferisco addentrarmi nelle oscurità della notte per non ricevere interruzioni, perché sono cose anche molto delicate. Lavori di notte? E lavoro principalmente di notte, sì. E a così proposito... accompagno magari con lo stesso ritmo le serate in cui magari invece ho degli spettacoli, perché faccio anche il DJ, per cui ogni tanto faccio delle serate. Suoni? No, metto la musica, io non suono, ho suonato da piccolo, ma... Dove metti la musica? Dove ti invitano? Beh, per esempio domenica sono a Woodstock, una manifestazione di Mogliano, ho già fatto Isola Vicentina e farò una programmazione sugli anni 60 italiani, cioè sulla stessa fase musicale di Woodstock fino al 69, però fatta da tutta la musica italiana, per vedere l'effetto che fa. E ascolta, invece, visto che nominavi la notte, a proposito di Mestre, ti ricordi qualche locale dove si andava? 100.000, ho fatto una guida, si chiamava Notturno Veneziano e andava da Venezia a Jesolo, grazie all'assessorato alla gioventù del Comune di Venezia, sia ben chiaro. Abbiamo fatto 2 edizioni, però era quando si pensava che non avevamo offerta. Tutti conoscevano il Vapore, che si era fatto un grosso nome, sia per qualità della programmazione, sia per genialità, se vogliamo, un po' del rinnovare un locale, insomma, in quel modo. E però tutti sembrava che noi non avessimo quello che aveva Padova, quello che aveva... E io invece ero convinto del contrario, perché ero molto mobile, molto presente, per cui ce n'erano un sacco di locali. Io ho detto facciamo una vita, tanto che poi avevamo iniziato anche a costruire un'associazione tra i locali cittadini, che poi non Vi dimostro cosa c'è. Eccetera. E per cui è stato sorprendente, per allora sorprendente. Adesso forse è sorprendente in senso negativo, che locali, ce ne sono molti di più, ma che programmino musica ce n'è pochi, e musica soprattutto che non sia piano bar, cover band, insomma, ecco, questo è... Quali ti piacevano di più? C'è qualche vestigia in giro, tipo camminando in via Einaudi, si ritrova qualche reperto? Beh, no, Chip e Chop, che non era però sì, non era un locale dove si faceva musica, in questo caso mi stavo riferendo ai locali dove c'era della proposta artistica, insomma, in qualche modo quella era l'attenzione. Certo, anche la paninoteca aperta tutta la notte per noi era importante, punto, certo, a prescindere, però magari c'era quella rocchettara per cui con le birre allora era tutto l'ambiente musicale, cioè questo è, per cui Chip e Chop comunque in quegli anni a Mestre era il punto di ritrovo, o quantomeno io quando sono arrivato in terraferma, tornando da periodi fatti a Bologna, a Roma, insomma in giro per l'Italia, era il punto di riferimento da cui poi ho ripreso tutti i legami in quegli anni che ero stato in giro, e comunque mantenevo sempre i rapporti, per cui in qualche modo ce li avevo, però a quel punto così, e lì era, e poi si partiva. Allora c'è chi andava per le discoteche, a me non è mai piaciuto, ma tendenzialmente si andava anche più distanti, tipo il Magic Bus, tipo il New Wave, tipo i locali di riferimento, oppure a Padova, il Bico, anche già allora si andava. E il Vapore è sempre stato il più importante, diciamola, insomma in città si è sempre tenuto. Vapore che è rimasto comunque nel tempo. Che è rimasto solidamente, è rimasto con delle difficoltà sicuramente, ma sicuramente è rimasto con quell'impostazione del locale che ci fa onore, insomma. In qualche modo è uno dei pochi che forse ed è uno dei pochi che è rimasto, perché poi che hanno fatto musica ce ne sono stati altri, c'era quello, la Pescheria, c'era Lunaria, insomma, poi vabbè, adesso in centro ogni tanto c'è il posto, mi pare si chiama, che
insomma, che fa delle iniziative, mi sembrano interessanti, ci sono anche delle cose interessanti. Seguo un po' poco perché poi, piccola chiosa privata, diciamo così, essendo sposato con una ravennata, in realtà sto spesso a Ravenna, per cui il tempo libero sostanzialmente non lo passo più qui, mettiamola così. Ci vorrebbe qualcosa che e ti allora sono un po' trattenesse. meno aggiornato sulla situazione. Come facciamo a trattenerti un po' più qui? Dovremmo No, dai, non voglio organizzare una troppo. grande idea. Avevi proposto qualcosa alla nuova amministrazione? No, sono un po' di anni così, sia perché questo lavoro è veramente impegnativo e sia un po' per questa... c'è stato anche un fattore congiunturale, nel senso che i soldi per la cultura sono diminuiti a livello nazionale nei 10 anni, hanno cominciato in modo drastico, per cui è meno facile fare, però quando si vuole si fa, per cui una cosa non si fa quell'altra e allora siamo sempre lì, diciamo. E la curiosità un pochino che viene, ma che essere vive... legato a fare la mia attività, esatto, da legami politici, ho fatto un'altra scelta. Ma chi fa la tua Di non attività avere è più legami, difficile non ce li avevo, oggi? non li ho mai avuti, ho ottimi rapporti, belle persone di vario genere dal punto di vista politico, però non sono mai stato tesserato con nessuno e però purtroppo in questi mestieri il legame, come tanti altri, il legame alla politica è sempre importante. L'aggancio conta. E se non sei di nessuno, E tu sei libero, diciamo. assolutamente. E quindi Nel frattempo ho fatto delle manifestazioni in Sicilia, ho fatto 2 o 3 estati in Sicilia, a Palermo, ho organizzato attività, ho fatto per la Last Minute Tour, l'ultimo dell'anno con Festival World Music a Istanbul, 10 anni fa, ne ho fatte altre, non è questo, però manca il bello di così un po' esprimersi più a pieno, diciamo così, con un progetto continuativo, insomma, come era quando facevamo le rassegne al Toniolo, c'era un progetto, c'era un percorso, iniziavamo con dei gruppi di un certo tipo per portarli a conoscere degli altri, erano quasi tutte proposte nuove ma internazionali, appunto, una di queste l'hanno fatta il Teatro Goldoni, per fortuna sono contento, un'africana, ha fatto una Jawara che è fantastica proposta, non la conosce nessuno, però sono molto felice, non ho potuto andarci, ma sono molto felice che ci sia stata. Però appunto la domanda che ti stavo facendo prima è questa: chi vive di musica o comunque come te, è difficile questo mestiere oggi? Ma diciamo che secondo me le difficoltà sono le stesse di sempre, cioè, ovvero sono nuove, ma sono le difficoltà di tutti per qualsiasi mestiere, cioè il confrontarsi con la velocità della tecnologia, con l'aggiornamento della comunicazione e fare il tuo mestiere, devi sempre stare sul pezzo, te non puoi fare solo il tuo mestiere, io non posso occuparmi solo dei dati di iTunes, io devo anche vedere come si promuove questa cosa, dove circola, cosa la gente fa, come è giusto che la tratti, come la presento, devo cambiare l'immagine, il contenuto, i dati, come la trovano. È inutile che io mi inventi un nome one, non mi troverà nessuno nella rete, mi devo inventare un titolo che abbia un suo sapore. Allora magari uno cerca caffettiera, e allora mi trovo, adesso dico una stupidaggine grossissima come una casa, però per farvi capire credo di esserci riuscito. Cioè, è così, no? Per cui tutta una serie di cose cambiano e bisogna affrontarle. Te apri un agriturismo, fai il figlio dei fiori, pianti le patate, però poi dopo per avere la gente fai l'accordo con Booking, con Airbnb, eccetera, e se non hai la rete sei fregato. In Italia c'è un disastro, io dimezzerei il mio lavoro se avesse i servizi necessari, oppure serviranno grossi investimenti. Grossi? Sì, grossi, che non possiamo permetterci, perciò andiamo un po' più lenti. Ascolta, visto che sei un esperto, cosa ne pensi della musica trap? Bene e male, nel senso che mi incuriosisce, mi piace, trovo degli atteggiamenti un po' troppo... Commerciali? No, lì non capisco come sia commerciale in realtà. Perché? Non riesco a capire, perché la trovo un po' ostica anche addirittura, è un po' noiosa in certe fasi, però ci sono delle cose, alcune che mi sono piaciute molto. Perché poi ognuno la interpreta a modo suo, da come è nata, per cui molto, molto dura, con delle musiche molto rarefatte, per cui
un po' dura l'ascolto, può piacere tantissimo per l'amor del cielo, però in questo caso a me non piaceva tantissimo, come il rap, no? Può essere un po' più solo, un po' più caldo, un po' più così, oppure secco, feroce, ta 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 ta, o Eminem, insomma, cioè può essere tante cose, no? È lo stesso genere, per cui nasce così però un po', e adesso si sta commercializzando, un po' popizzando. Esatto. È nata su YouTube fondamentalmente, no? Cioè è nata questo non lo so, nel senso che è possibile che... è nata come scambio di... Questo non lo so, nel senso che ormai appunto io scovo altre robe, ma appunto non si scovano lì. Sono una fan di Gali. Ah, dai. Sì. Va bene, insomma, comunque hai dei bei ricordi, anche se non stai più moltissimo a Mestre, però legati a questa città. Assolutamente, ho fatto le cose più importanti della mia vita e sono felice di rimanere qui. Non so come dire. Ti piacerebbe tornare a farle però? Beh sì, ciò che discorsi, c'è sempre un po' di desiderio, diciamo così, di poter fare quella parte del lavoro creativo. Perché poi è nato lì l'imprenditore, ho dovuto esserlo per poter dare concretezza a alcuni progetti, non è stato il contrario. E lì la differenza tra me e quasi tutti gli altri, è tutto lì. Ma non vuol dire nulla, però è solo una grande differenza. Non c'è manifestazione successiva al fresco che abbia potuto bissarla, perché sono tutti commercianti di birra, non sono produttori culturali. Io lo voglio dire una volta per tutte. Tu invece che fanno musica e concerti. Io no. Venditori di birra? Assolutamente. Io invece organizzavo concerti e ho imparato a vendere birre e fare le pizze. Il village? Appunto, venditori di birre. Parliamo del village. Non è offensivo il mio discorso, stiamo facendo una cosa personale. Qual è la differenza tra me e gli altri operatori? Quantomeno delle feste, di questo tipo di cose. È questa fondamentalmente, che io sono un imprenditore culturale, loro sono imprenditori commerciali. Ok, io direi che... E con questo che facciano tanti soldi se possono, sono felice, così mi offrono qualche birra ogni tanto. Comunque lanci un messaggio, lanci sicuramente un messaggio, perché non basta costruire, bisogna riempire di idee, riempire di idee che comunque sono legate anche alla cultura. E poi il gioco vuole che le cose cambino, per cui ti devi adeguare, non è mica detto che, insomma, che ho fatto anche cose che non hanno funzionato nella vita, non è che vanno sempre tutte bene o sono tutte dei successi, ci mancherebbe. Non è così, anzi i successi sono fatti anche di tante sconfitte, se vuoi, no? Perché attraverso quello maturi una capacità maggiore, insomma, no? Certo. E così per me è stato sicuramente, gli errori ne ho fatti tanti. Però non sei mai stato un venditore di birra? No, ho imparato a vendere le birre, sì. Le ho anche spinate, per un paio di stagioni. Allora, intanto noi ringraziamo... Per divertimento, perché alla fine per me era quello il divertimento. Ringraziamo Luciano Fricchetti Trevisan e noi, comunque sia di Mestre Mia, speriamo che lui torni alla grande in città, magari con una proposta culturale mestrina che possa fare la differenza. Io il seme l'ho già messo molto scherzosamente, ma non c'è molta filosofia da fare. Poi cosa? Quando volete ne parliamo, con chiunque. Grazie mille a tutti. A voi.